Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, subito pronti per la presentazione di un fantastico, incredibile e fortissimo torneo che si sta giocando proprio in questi giorni in Norvegia, il famosissimo Norway Chess Open. Quindi si gioca in casa di Carlsen, quindi siamo in Norvegia, il lotto dei partecipanti è notevole. Tra loro abbiamo gente del calibro di Rajabov, Wesley So, quindi giocatori tutti molto quotati con più di 2700 punti, così come Anand Vascerlagrav, Giri, Anish Giri o Giri. E dunque un panorama scacchistico rappresentato da tutti i migliori giocatori attuali. La partita che vi presento è una partita tra Wesley So, quindi statunitense, Wesley So, giocatore filippino, grande maestro filippino naturalizzato Stati Uniti, contro il giovane azero Teimour Rajabov. Siamo in apertura E4, E5, cavallo F3, cavallo C6 e a questo punto dopo alfiere C4 un'apertura, una posizione vista e rivista in tanti contesti, ossia la famosissima apertura italiana. È sempre molto interessante osservare come i giocatori professionisti adattino aperture molto note durante i tornei per vedere un po' come possono gestire determinate posizioni e magari se riescono a riproporre qualche idea nuova. Alfiere C5 sulla scacchiera, arrocco corto per il bianco, cavallo F6. L'idea è facile, il bianco diciamo che ha appena eseguito i suoi 3 compiti dell'apertura, conquista del centro, sviluppo dei pezzi e ovviamente l'importante re al sicuro, quindi la mossa dell'arrocco. Il nero si accinge a fare lo stesso, cavallo F6 è soltanto una mossa dall'arrocco. E a questo punto il bianco, dato che il pedone centrale era sotto attacco, decide di difenderlo con dei 3 e quindi dopo D6, C3, tipica mossa per giocare a D4 che ritarda, questa è una sequenza di mosse molto interessante, la mossa in C3 ritarda l'arrocco del nero. In caso di arrocco corto cosa potrebbe accadere? Il bianco è già in grado di attaccare questa alfiere di case scure e in particolar modo dal centro questa spinta del pedone in D4 risulterebbe essere molto interessante. Quindi in caso di arrocco D4 è il punto di partenza, B4 tentativo per attaccare l'alfiere è una mossa molto interessante, così come altre manovre un po' più strane, cavallo salta in D2, poi probabilmente ti do la caccia all'alfiere. L'importante, diciamo i segreti dell'apertura sono appunto quelli di da bianco e da nero eliminare, ridurre l'efficacia degli alfieri avversari e poi impostare la propria strategia. Dopo C3 il nero Teimour Rajabov decise di non arroccare ma giocare a A5. A5 per ovvi motivi impedisce B4, alla quale seguirebbe la semplice cattura, ma lascia una strada libera per l'alfiere che potrebbe rifugiarsi lì in A7. La partita prosegue torre 1, mossa interessante, torre 1 prepara D4, torre 1 difende il pedone che più avanti dopo la spinta del pedone D potrebbe non essere difeso e silenziosamente lascia una casa di manovra a un cavallo che tipicamente nell'apertura italiana spesso esegue questo percorso, queste 3 mosse, questi 3 salti che poi gli permetteranno di dirigersi contro il lato di re. Arrocco corto per il nero, H3 e H6. Posizione tutta da giocare, posizione molto equilibrata, ci sono tantissimi precedenti e tantissime partite che sono andate proprio in questo modo, quindi come dicevo prima è molto difficile, soprattutto a grandi livelli, riuscire a mettere in pratica qualche mossa nuova, quindi la famosissima novità teorica, o riuscire a sorprendere il proprio avversario. Cavallo D2 giocata alfiere 6 con l'idea che in caso di cambio ricattura col pedone F e in questa posizione personalmente dico ok, il nero sta meglio, mi piace tantissimo la posizione del nero perché la colonna F, come vedete, è una colonna interessante, torre e alfiere convergono di fatto sul punto F2 e questo pedone in 6 evita che il bianco possa saltare facilmente lì al centro con i cavalli.
Dunque, dopo alfiere 6, il bianco furbo, esperto, fortissimo giocatore statunitense decide di rifiutare il cambio giocando alfiere B5. Alfiere B5 è altrettanto buona. Si lascia la casa C4 libera, casa C4 di manovra per il cavallo bianco, quindi questo cavallo potrebbe prima o poi saltare in C4, e a volte l'altra idea potrebbe essere una cattura in C6. Quindi il nero in realtà deve fare attenzione nel giocare mosse normali o mosse tipiche dell'apertura. Una mossa tipica dell'apertura del nero spesso è la spinta in D5. Se qui il nero giocasse subito D5, il problema è che il pedone E5 potrebbe soffrire un po', perché alfiere per C6 ti tolgo il difensore, cattura il pedone, mi difenderò perché da bianco ci riuscirò a farlo per qualche mossa e dopodiché cercherò di gestire al meglio il mio pedone di vantaggio. Quindi alfiere B5 neutralizza la spinta tematica D5, spinta tematica dell'italiana. Cavallo D7, cavallo F1 e inizia la manovra di entrambi i giocatori. Come vedete il cavallo in D7 difende 5 e allora il nero reagisce lì al centro. D5 sulla scacchiera, alfiere 3 e dopo la cattura in E4 si ristabilisce una posizione equilibrata lì verso il centro della scacchiera. Posizione che leggermente, lo dico per esperienza, quindi se raggiungete queste posizioni da bianco potete tranquillamente essere soddisfatti. Qui da bianco stiamo meglio. Da bianco stiamo meglio perché in caso di cambio in E3 il nostro cavallo da F1 salta in E3 e successivamente salta sulla fortissima casa D5, che è la casa tipica di occupazione dei pezzi bianchi nell'apertura italiana. Donna E7 sulla scacchiera, Donna E2 e dopo torre D8 la naturale simmetrica e spontanea torre di 1. Come vedete c'è tanta simmetria qui, le due torri si fronteggiano, anche le altre due torri si fronteggiano e poi questo alfiere è abbastanza forte, non meno che l'altro. Ciò che fa la differenza è sempre questa possibilità di rovinare la struttura pedonale nera per poi cercare di rifarsi verso il centro. A4 per il nero, l'idea cerchiamo di prendere spazio, ma un'altra idea, un altro percorso un po' più strano potrebbe essere l'intervento della torre via A5 per far pressione sul punto B5. Donna C2 giocata in partita e quindi ci troviamo appunto in questa posizione. Donna C2 minacciamo il pedone che voleva crearci dei problemi e allora il nero deve avanzarlo. Il pedone va in A3, il pedone bianco salta in B4, occhio, memorizzate questa posizione perché è il tipico accerchiamento di un pedone avversario. Questo pedone si è spinto oltre per conquistare spazio, chiaramente è un pedone fortissimo che sta benissimo ed è stato accerchiato dai pezzi bianchi. In un possibile finale quel pedone sarà il primo che purtroppo per il nero lascerà la scacchiera. Cavallo D2, ricominciamo le manovre da bianco, cavallo B6 per Teimur Rashabov e a questo punto qualcosa cambia. Alfiere per B6, scelta impegnativa da parte del giocatore degli Stati Uniti che ha una visione tattica e strategica incredibile. Come vedete nel giro di qualche mossa qualcosa cambierà. Pedone per B6, alfiere C4. Qual è la mia idea? Io sono il bianco, voglio saltare in C4 con il mio cavallo per poi mangiare quel pedone. Purtroppo non posso farlo subito, altrimenti dopo cavallo C4 mi elimina e purtroppo i miei sogni di gloria sono infranti. E alfiere C4, torre C8, donna D3, cavallo D8, cambio in E6 e inizia la manovra. Adesso in questa posizione il piano chiaramente è quello di saltare in C4, non è più efficace come prima perché la minaccia in C4 verrà immediatamente neutralizzata dalla cattura del nero, quindi poi il nero lì è contento e soddisfatto. Qualcuno potrebbe dire, beh, salto in C4, è vero che tu mi catturi, forse ti catturo anch'io, tu mi ricatturi, io mi rifaccio sull'alfiere, ma poi andiamo un po' oltre e chiaramente questi pedoni bianchi cadono tutti. Non è così facile, poi il giocatore che sta meglio cerca sempre di ridurre le semplificazioni per creare quella situazione in cui il giocatore che sta peggio, al quale manca spazio, non sa cosa fare e qualsiasi cosa faccia comprometterà la posizione. Cavallo F1 per il bianco, inizia la manovra, alfiere in F8, cavallo E3 e lì silenziosamente, così come aveva annunciato 20 mosse fa, o magari qualcosa in meno, il cavallo bianco si dirige verso le fortissime case centrali. F6 sulla scacchiera, cavallo salta in D5, cavallo F7 e a questo punto rimanovriamo con l'altro cavallo. Dato che la casa C4 non è più controllata dalla donna,
il bianco decide di rimanovrare per portare il cavallo proprio lì. Torre B1 sulla scacchiera, l'idea è giocare forse B5, ma non è così. L'idea di torre B1 è quella di accerchiare il pedone 3. Gioco la torre in B3, il cavallo in B1, il pedone a 3 lascia la scacchiera, vantaggio per il bianco, poi questione di tecnica per concretizzare. Il nero, che è un giocatore altrettanto forte, Teimour Radjabov, che a fine mese sarà impegnato insieme a Wesley So proprio per il torneo dei candidati, quindi chi vincerà quel torneo sarà il prossimo sfidante di Magnus Carlsen. È un giocatore esperto, sa che qui sta peggio e allora cerca di complicare. Il miglior modo per complicare è cercare iniziativa e spesso il miglior modo per farlo è dare del materiale. Il giocatore dall'Azerbaijan non si tira indietro, sacrifica tranquillamente un pedone per cercare di avere un po' di iniziativa. Quindi il pedone B è stato sacrificato per avere una coordinazione, in questo caso delle due torri sulla colonna C, e il controllo della casa C4 che potrebbe creare quello che sappiamo chiamarsi avamposto. La partita continua, il nero ha fatto qualcos'altro, ha cercato di indebolire il pedone centrale, ha spinto in F5, quindi il cavallo adesso si trova lì verso il lato di re, ma il bianco va per la sua strada. Il bianco va per la sua strada, questo è un momento importantissimo perché la torre in C4 è così forte che dopo che viene scacciata non è così chiaro cosa fare con questa torre. Come vedete è intrappolata dalla forte coordinazione dei pezzi bianchi. L'unica casa per questa torre purtroppo andare in H4, ma come immaginate le torri da sole non vanno da nessuna parte, sono molto forti quando sono coordinate e se ci accorgiamo che stiamo peggiorando di molto la loro posizione è quasi meglio sacrificarla. E4 sulla scacchiera, torre 2 splendida intermedia e dopo torre 8 arrivano tutte le semplificazioni. Come vedete in questa posizione, per mantenere il materiale pari, quindi soprattutto la cattura dei pezzi pesanti pari all'interno della scacchiera, avvengono queste semplificazioni ma accade qualcosa. Il giocatore con il nero riconosce la sconfitta e abbandona. Per quale motivo? Il pedone D3 lascerà la scacchiera, il pedone B5 è sotto attacco, di pedoni in più il bianco già ne aveva 2 e allora una posizione molto vinta che a questi livelli non conviene continuare. Continuare vorrebbe dire perdere tempo perché siamo certi che dall'altra parte abbiamo giocatori del calibro di Wesley So e così via che concretizzano determinate posizioni. Rivediamola rapidamente: 4-5, cavallo F3, cavallo C6, apertura italiana. Apertura italiana dove il bianco decide di giocare in modo lento, famosissimo gioco piano, gioco D3 e aspetto manovrando con calma i miei pezzi. Torre 1, dettaglio importante con questa tipica manovra triangolazione di cavallo incredibile e la partita prosegue. Alfiere B5 è il dettaglio, la mossa che poi di fatto dà iniziativa al bianco, comunque che crea e permette al bianco di avere più piani nei confronti del nero. E infatti D5 del nero, spinta tipica, era stata neutralizzata e a questo punto dopo le semplificazioni si punta da bianco all'occupazione della casa D5. Non è così facile farlo, ma come abbiamo visto prima poi bianco dopo qualche mossa, dopo una decina di mosse, effettivamente ottiene un vantaggio perché riesce proprio a saltare lì. Alfiere C4 cerca semplificazioni, torre C8 sulla scacchiera, donna D3, cavallo D8 e quindi il cambio in E6 per indebolire la casa D5. Tutta la partita avviene, gira su questo controllo della casa D5 e quando il bianco raggiunge lì sono sicuro che anche la sensazione di Wesley So lì in partita, in torneo, era chiaramente soddisfacente. La partita dunque continua con torre B1 che vuole accerchiare quel pedoncino in A3 rimasto debole e dunque si va verso questo seguito. A questo punto dopo torre C4 miglioramento inevitabile e comunque tentativo di complicazioni, tentativo di creazione di tattica da parte del nero, arriva cavallo A5 e dopo cavallo A5 purtroppo per il nero si cade in questo tranello tattico dove dopo tutte le semplificazioni ciò che accade è che il bianco ottiene una posizione comoda con pochi pezzi dentro la scacchiera, 2 pedoni di vantaggio già li aveva, adesso ne minaccia di guadagnare un terzo e dunque questa qui che vi ho presentato è la prima partita del Norway Chess, vittoria di Wesley So contro Teimour Radjabov. Si continua domani e l'idea
del canale di Matto Scacco e seguire da vicino l'evento, quindi ogni giorno ci sarà la presentazione di una partita, restate con noi e seguite, come sempre l'invito è quello di seguire i social di Matto Scacco, mettete like, mettete tanti commenti, scrivete tanti commenti e appuntamento alla prossima.